Si è svolta nel capoluogo friulano alla Storia Hotel la conviviale del Panathlon Club Udine, organizzata dal Consiglio Direttivo in collaborazione con Special Olympics Friuli Venezia Giulia. Durante la serata si è trattato l'argomento sci alpino oltre le difficoltà, con ospiti illustri, 3 sportivi simbolo di successo per la nostra regione: Caterina Plett, Silvio Fauner e Ilenia Sabidussi. Caterina Plett è un'atleta originaria di Aiello del Friuli, tesserata Fai Sport, che lo scorso 12 marzo ha portato a casa l'oro a Sestriere ai Giochi Mondiali Invernali Special Olympics, che si sono svolti per la prima volta in Italia e che hanno visto il coinvolgimento di 1500 atleti con e senza disabilità intellettive e di 101 delegazioni provenienti da tutto il mondo. Caterina lo scorso 25 febbraio ha portato la torcia di Special Olympics fino in Piazza Libertà a Udine, dove ha acceso il tripode in contemporanea con tutte le regioni italiane. Un momento emozionante che ha anticipato il grande successo che poi ha ottenuto ai Giochi Mondiali Special Olympics. Come è andata questa esperienza? Come l'hai vissuta? Beh, è stato bello, emozionante. E quando ho fatto lo gigante ho voluto dare tutto, cioè attaccare e ho vinto la medaglia d'oro. Più dopo nella discesa libera il bronzo e poi dopo nello slalom speciale sesta con un incredibile. Silvio Fauner, atleta sappadino, ex fondista italiano, in carriera ha partecipato a 4 edizioni dei Giochi Olimpici Invernali: Albertville nel 1992, Lillehammer nel 1994, Nagano nel 1998 e Salt Lake City nel 2002, vincendo 5 medaglie, e a 6 campionati mondiali vincendo 7 medaglie. È stato direttore tecnico della squadra nazionale italiana di fondo, sia maschile sia femminile, e recentemente è stato portabandiera per l'Italia ai Giochi Mondiali Special Olympics di Sestriere 2025. Altri portabandiere dove ci siamo conosciuti prima e dove c'erano atleti Special Olympic, atleti olimpionici, perché eravamo in 4 atleti olimpionici e 4 Special Olympic, quindi fai un'amicizia prima e poi il momento di entrare nello stadio e vedere tutti gli atleti Special Olympic attorno a te che ti applaudono e poi in silenzio aspettano che la bandiera salga, veramente da pelle d'oca. Presente alla serata anche Ilenia Sabidussi, tarvisiana, prima guida femminile dello sci alpino azzurro, che si prepara per le Paralimpiadi Milano Cortina insieme all'atleta Martina Vozza, sciatrice paralimpica ipovedente monfalconese. A te voglio chiedere, come ho chiesto anche a Silvio, un'interpretazione del titolo di questa sera: sci alpino oltre le difficoltà. Quindi questa parola, il termine difficoltà, come lo interpreti? Cosa pensi? Quindi tu da sportiva. Ma posso dirti che come la penso io da guida, Certo. perché sì, appunto Martina non vede niente, cioè vede proprio poco, non so se io personalmente riuscirei ad andare a quelle velocità dietro qualcuno così come fa lei. E molto spesso quando le gare non vanno così bene, perché in allenamento scia sempre fortissimo, in gara poi più o meno, e io sono una che ci tiene tanto, ci metto sempre anima e corpo in questo soprattutto, ma un po' in tutto quello che faccio, quindi quando le cose non vanno, alla fine siamo in 2 qua, non è più uno sport individuale ma siamo in 2. Le cose non vanno e io mi arrabbio abbastanza con Martina, le dico: Marti, non è possibile però che fino a 3 minuti fa sciavi fortissimo, adesso ti sei dimenticata tutto. E quindi quelle sono un po' le difficoltà, però poi non lo so, riguardo questi video e dico: cavolo, però Martina non vede niente e riesce a fare queste cose che fa. La serata è stata anche il momento giusto per accogliere nel club Panathlon di Udine Guido Gomirato, giornalista sportivo che ha scritto per il Gazzettino e il Corriere dello Sport e che collabora con diverse testate giornalistiche, seguendo in particolare la squadra dell'Udinese Calcio.